Immagina il tuo mondo ideale. Ti aiuteremo a creare gli strumenti, le soluzioni, i processi per realizzare i tuoi sogni. Evolveremo in un mondo sostenibile, ecologico, migliore. Prendi parte all'evoluzione. Scegli IOP Group. Immagina, crea, evolvi. Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo come di consueto dal Record Space di Città Fiera e siamo giunti alla quarta puntata di Dialoghi di Economia, la nostra trasmissione di approfondimento che si propone settimanalmente al pubblico dando appunto degli approfondimenti sulle imprese, sulle attività, sul mercato. E proprio con questa filosofia invitiamo sempre degli imprenditori che si rendono disponibili, accettano il nostro invito proprio per approfondire questo argomento. Nella puntata di oggi parleremo di temi che occupano le prime pagine dei media e in particolare di economia circolare, di Next Generation, di UE e di futuro sostenibile. E lo faremo con la conduzione, con me qui, di Marino Firmani, che ringrazio. Grazie Marino della tua presenza, ma soprattutto grazie a Marino perché è entrato nella nostra famiglia portandoci queste bellissime innovazioni e queste trasmissioni. Grazie a te Elena. E poi abbiamo Fabrizio Cattelan, l'amministratore delegato di CDA, che è il nostro ospite e che ringraziamo per essere qui presente con noi. Grazie a voi per l'invito. Ecco, io passo adesso la parola a Marino. Bene, bene. Allora, grazie Elena per la tua introduzione. Sì, oggi parleremo di economia circolare, ossia di un sistema economico sostenibile in linea col New Green Deal che punta ad azzerare le emissioni nette di gas entro il 2050. Poi parleremo di Next Generation EU, di futuro sostenibile. Lo faremo con Fabrizio Cattelan, amministratore delegato, abbiamo detto, di CDA, un'azienda che da 40 anni opera nel settore del vending, quindi nella distribuzione automatica, le attività di vendita e di somministrazione di prodotti del food and beverage per mezzo di distributori automatici. Un giovane capitano d'industria ai vertici di Confindustria Udine e anche uomo di sport. Da sempre infatti Fabrizio Cattelan è impegnato nelle attività associative, vicepresidente di Confindustria Udine, abbiamo detto, dopo essere stato capogruppo in Confindustria Udine della categoria alimentari e bevande. Un uomo di sport perché attraverso CDA è il patrone della pallavolo femminile di Talmassons che milita nel campionato di Serie 2 e mi sembra 5 vittorie in 5 gare. Complimenti. Ma partiamo come uomo di Confindustria. C'è stata l'assemblea di Confindustria il mese scorso e poi c'è stato anche il convegno di Napoli per i giovani imprenditori. Il presidente Bonomi ha rilevato l'importanza delle riforme propedeutiche agli investimenti sostenuti da nuovi progetti che devono essere utili e sostenibili. Ha parlato di riforme della concorrenza, ha parlato di riforma sul fisco, di riforma sulla previdenza e sul mercato del lavoro, indicando quelle che possono essere le priorità nel merito. Come vedi le riforme, Fabrizio, nel metodo, nei tempi, nei contenuti rispetto al progetto voluto all'interno del Next Generation EU? Ma presumo che mai come in questa occasione Confindustria abbia la possibilità di dialogare col governo appunto per attuare queste riforme. Quindi sicuramente il Presidente Bonomi, le riforme che abbiamo proposto sedendoci ai tavoli sono in linea poi con quelle che sono, diciamo, le richieste anche
però diciamo che quello che vedo io è che in futuro, in passato abbiamo avuto sempre dei timidi segnali in questa direzione, quindi è importante che le riforme che applichiamo oggi siano effettivamente una soluzione delle problematiche del domani e non invece un'ulteriore problematica. Per esempio noi è da tempo che anche con i nostri progetti nel 2014 noi ci siamo aggiudicati un premio a Milano per le energie rinnovabili tramite i fondi del caffè. Abbiamo scoperto con l'Università di Udine che il fondo di caffè è un prodotto che attualmente è identificato come rifiuto, ma può essere giudicato come un sottoprodotto perché ha il 20% di idrogeno e il 40% di metano all'interno. Però ad oggi, nonostante tutte le nostre tentativi per poterlo fare funzionare, per esempio sull'impianto a biomassa, questo la legge non lo prevede. Quindi se parliamo di sostenibilità, di un qualche cosa che andiamo verso il Green Deal, dobbiamo fare in modo che anche questi trovino una risposta concreta. Il nostro è solo uno degli esempi di economia circolare che ad oggi è ancora fermo, nonostante lo abbiamo scoperto ancora 6-7 anni fa. Queste riforme sono state attuate, hanno delle scadenze immediate, perché se non si portano avanti Perdiamo gli investimenti esatto. non arrivano. Per esempio si parla della riforma del fisco, ma si parla anche di cuneo fiscale da tantissimi anni. Pensi che questa sia la volta buona per accelerare questa criticità che ci accompagna da tanti anni? Ma è evidente che ulteriori passi falsi non ci vengono permessi di fare, no? Io faccio questo esempio: come tanti maschietti sono un appassionato di automobili e leggevo che una nota casa londinese che era fallita quasi 6 volte, no, si è data un programma per fare in modo di non sbagliare, di non ritornare sugli stessi errori del passato, per esempio facendo una macchina nuova ogni anno, costruendo una vettura nuova ogni anno per rimanere sul mercato. Credo che anche noi a livello Italia dobbiamo fare in modo che ci diamo non molte azioni da fare, ma poche azioni, però portandole fino in fondo e concretizzandole. È anche evidente che la macchina pubblica è più burocratizzata di un'azienda privata, però presumo che tutti facciamo parte dello stesso sistema. Bene, Elena. Ecco, io poi Giochiamo vorrei a ping pong. focalizzarmi, esatto, ci rimpalliamo un poco. Vorrei focalizzarmi su un argomento abbastanza delicato e anche di attualità in questo periodo, perché il Presidente evidenzia anche l'importanza di cavalcare il cambiamento e lo fa indicando la necessità di aprire una nuova stagione di intese con i sindacati. Lavoro e impresa devono costruire insieme accordi e indicare strade e strumenti che la politica stenta a vedere, perché mai come i connubi fra queste realtà possono trovare eventualmente delle soluzioni. In primo piano c'è la sicurezza sul lavoro come secondo le politiche attive di fronte alla formazione e ricollocazione dei lavoratori, e poi c'è lo smart working molto attuale e soprattutto sfruttatissimo in quest'ultimo periodo. Fabrizio, tu percepisci un'apertura da parte dei sindacati verso questi principi? Allora, sicuramente c'è un lato di collaborazione più importante magari rispetto al passato. Tutti ci stiamo evolvendo e magari certi aspetti retrogradi che si pensavano, insomma, anche in ambito sindacale sono a mio avviso superati. Gli aspetti dello smart working, per fare un esempio, sicuramente sono degli strumenti. Oggi non possiamo pregiudicare, cioè le aziende, se vanno bene, non è merito solamente di chi le guida, quindi è evidente che se in passato nei confronti del proprio personale cioè c'era chi voleva allontanare, oggi il personale più facilmente si allontana da solo, no? Quindi il mondo del lavoro è notevolmente cambiato, quindi c'è bisogno che anche ci si sieda a dei tavoli con dei ragionamenti sicuramente diversi rispetto al modo del passato. Quindi gli aspetti di flessibilità oraria, gli aspetti di smart working sicuramente devono essere degli strumenti che agevolano il mondo del lavoro. Bisogna anche vedere però in che modo tutto questo viene fatto, perché nella Silicon Valley, che erano i primi ad aver adottato gli strumenti di smart working, stanno anche facendo dei passi indietro. Io penso che se un mio dipendente, un mio collaboratore è a casa su un lavoro a progetto, non c'è nessuna difficoltà perché è un lavoro a progetto. Se invece è un lavoro di qualche altro tipo, dobbiamo avere gli strumenti affinché sia misurabile questo smart working. Anche perché hai detto una cosa giusta, non è facilmente misurabile e né controllabile, quindi
può anche sfuggire La proprio. misurazione, esatto. E non è sempre un passo avanti, ma può rivelarsi anche un passo indietro. Esattamente. Difficile da gestire più che altro. Però Bonomi dice cavalchiamo il cambiamento. Cavalcare il cambiamento significa anche modernizzare, non soltanto richiedere che il sindacato si modernizzi, ma anche la nostra associazione. Io dico nostra perché appartengo da più di 20 anni in Confindustria. C'è un processo di modernizzazione che passa anche attraverso la nostra associazione, che può adeguarsi ai tempi e all'epoca attuale? Allora, sicuramente Confindustria con la convegnistica è sempre sul pezzo sui temi, no? Non possiamo dire che perda diciamo, terreno su queste tematiche. Forse però bisogna capire a chi si rivolge, cioè nel senso, se tutti gli associati, nel caso dei Confindustria Udine per fare un esempio, sono veramente a conoscenza di tutto quello che mette a disposizione un'associazione di categoria. No, perché sì, sui temi ci siamo, poi che raggiungano effettivamente il destinatario finale e lo mettano nelle condizioni di beneficiare appunto di tutte quelle che sono le tematiche, questo magari è un qualche cosa su cui ci dobbiamo ragionare sopra e qualche volta dobbiamo fare anche qualche mea culpa. Ecco. Allora, ritorniamo al capitano d'industria. Tu sei protagonista dell'economia circolare e diciamo che in questo momento il progresso tecnologico ci ha presentato il conto. E questo conto lo sta dimostrando con la virulenza del cambiamento climatico, quindi salute, benessere, mobilità, consumi energetici, inquinamento, economia, cultura diventano temi centrali di emergenza allo stesso livello dell'allarme ambientale e in qualche modo tra loro sono collegati. C'è stata la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26, però sembra che nessuno possa dire quando saranno disponibili le scoperte che permetteranno di preservare il clima entro il 2050. Quali saranno gli assi sui quali si potrà giocare maggiormente questa partita per garantire salute, benessere, rispetto dell'ambiente e libertà individuali? E quale futuro è visibile ai nostri occhi? È evidente che ci sono diverse azioni messe in campo, no? Abbiamo i 17 goal delle Nazioni Unite, abbiamo dell'Agenda 2030, cioè noi facciamo diverse azioni a livello istituzionale affinché si vada in una direzione, anche perché è sotto gli occhi di tutti, come dici tu Marino, gli aspetti climatici e tutti questi. Bisogna anche capire che le aziende purtroppo tante volte però sono più impegnate a guardare gli indici economici e non a fare delle vere riforme per quello che si intende aspetti green o di sostenibilità. È un qualche cosa, è una direzione dove ci dobbiamo andare tutti assieme, tutti facciamo parte di questo pianeta e tutti, a prescindere che ce lo imponga qualcuno, dobbiamo avere una coscienza che faccia in modo che delle azioni poco qualificate in termini ambientali, che magari sono state fatte in passato ed erano degli errori, le azioni che implementiamo oggi siano soluzioni del domani e non le problematiche del domani. Questo è il concetto di sostenibilità che io intendo. Quindi sei soddisfatto dei risultati che sono emersi da COP26 oppure è ancora tutto nell'aria e siamo in una fase di studio? Secondo me siamo ancora in una fase di studio, non vedo calato a terra dei progetti, nonostante tutti si stanno impegnando, poi bisogna vedere effettivamente con dei report di sostenibilità, che sono gli strumenti con cui effettivamente si misurano le imprese e le loro ricadute, se effettivamente sono degli indicatori che migliorano nell'arco degli anni strada facendo o se invece sono solo tante volte, come vengono chiamati in termine tecnico, del greenwashing, ecco, in poche parole. Quindi le dichiarazioni di successo sono un po' anticipate rispetto ai tempi, però l'augurio è quello di essere sulla buona strada. Secondo me sì. Elena, io cosa adesso dici? vorrei Cosa entrare dici? nel vivo, perché adesso abbiamo parlato
di Fabrizio Cattelan, uomo di Confindustria, uomo con degli incarichi e comunque anche un po' di quella che è la situazione adesso. Ma adesso parliamo proprio della tua azienda, quindi entriamo nel merito dell'attività. Parliamo di territorio, di persone e ambiente, che sono comunque le tre parole chiave che contraddistinguono il vostro business. Il principio alla base della vostra filosofia, che prevede comunque delle scelte qualificate e attente anche alle conseguenze future per l'impatto che possono avere non solo sull'economia ma anche sul territorio e sulla comunità. Possiamo dire anche che CDA è un'azienda che pratica la sostenibilità a 360 gradi, ne parlavamo prima, e questo è un cavallo di battaglia non indifferente soprattutto in questi tempi, precorrendo il Green New Deal. E poi io vorrei affrontare con te anche il discorso dei numeri, che non sono mica numeri piccoli, sono numeri importanti. Abbiamo 4.000 committenti attivi, 75 dipendenti distribuiti in 4 divisioni: amministrazione, commerciale, magazzino, officina e manutenzione. In sintesi, Fabrizio, quali sono state le scelte strategiche che dal 1976 a oggi hanno segnato il vostro sviluppo futuro? Io le vedo anche sotto, tante volte le dico che sono degli accenti sulle A, no? Perché siamo partiti con la qualità, no? E quindi mi ricordo insomma i primi anni 90 dove percorrevamo tutta una serie di certificazioni, di accreditarsi delle certificazioni ambientali piuttosto che di qualità, piuttosto che di sicurezza alimentare. E quindi era qualità. Dopodiché siamo passati attraverso una responsabilità, no? La responsabilità sociale d'impresa, e quindi cercare di operare nel modo più trasparente possibile nei confronti degli stakeholder, dei puntatori di interesse, e poi siamo arrivati alla sostenibilità, no? Che può essere una sostenibilità economica, e quindi di conseguenza abbiamo cercato di usare proprio quelle che oggi chiamano le 3P: planet, people, no? E place. Esatto, no? Territorio, no? Noi riteniamo che oggi un'azienda non può guardare solo l'indice dei profitti, ma deve cercare di creare valore condiviso. Il fatto che abbracciamo la ristrutturazione di un campanile piuttosto che ristrutturiamo l'aiuola davanti all'azienda, ci occupiamo del personale a livello di welfare mettendo in campo diversi strumenti, cioè dobbiamo cercare di far sì che l'azienda, secondo me, è un qualche cosa che nel momento in cui, quando parliamo di un'azienda che c'è un passaggio generazionale, vuol dire che l'azienda non appartiene fisicamente a qualcuno, no? Vuol dire che ci sarà più un bene della società un'azienda, no? Quindi in quel momento crea posti di lavoro, distribuisce contributi economici, genera fatturato, ma quindi è un qualche cosa che è un elemento vivo su un territorio e deve guardare un attimino proprio a 360 gradi oltre anche quelli che sono la propria recinzione dell'azienda, no? Occupandosi un attimino di avere una visione più ampia affinché cercare di generare una qualità della vita, visto che opera in quei territori, in modo che anche lei stessa poi ne beneficia, ecco. Negli esercizi precedenti io ho letto che hai regalato ai tuoi dipendenti, al tuo territorio, il bilancio social benefit, quindi hai valorizzato queste 3P, rispettando il territorio, rispettando le persone, rispettando il pianeta o comunque l'economia del territorio. Che cosa significa social benefit per un'azienda? Allora, diciamo che diventare società benefit, no? Vuol dire andare dal notaio, cambiare lo statuto. È una legge del 2016 che permette alle società di aggiungere alla propria denominazione sociale anche la dicitura società benefit, oppure abbreviata SB. Vuol dire che ogni anno noi siamo tenuti a redigere una relazione d'impatto proprio per andare a rimarcare quello che noi facciamo, che possono essere le ricadute in termini ambientali, ma anche quello che c'è un sostegno verso il territorio stesso. Quindi andiamo a mettere nero su bianco tutto quello che facciamo. Diciamo che proprio è un principio di agire con trasparenza, prendendoci proprio un impegno nei confronti della società. E ti viene riconosciuto questo status da parte dei dipendenti? C'è uno
spirito di appartenenza maggiore da parte dei tuoi dipendenti nei confronti dell'azienda? Allora, sicuramente c'è uno spirito di appartenenza maggiore. Diciamo che questo lo vediamo dal fatto che io dico che abbiamo 75 commerciali, nel senso, anche se in realtà sono 4, perché vanno a casa la domenica, dicono che in CDA si sta bene, vengono a lavorare il lunedì mattina con una motivazione diversa, e questo fa sì che anche si avvicinano dei talenti che in passato magari questo non lo vedevamo, e quindi sicuramente cresce la reputazione di CDA, quindi noi non possiamo che essere sicuramente soddisfatti da questo tipo di azioni che mettiamo in atto. Bene. Ecco, mi viene in mente, mi permetto di fare una riflessione su quanto hai appena detto, perché noi sappiamo che il lavoro è una fetta importantissima della nostra vita, c'è la famiglia, però gran parte del nostro tempo lo passiamo a lavorare. E sentire un imprenditore che dice quello che hai detto tu, che i miei dipendenti vengono a lavorare sereni, si sentono come in famiglia, non è una cosa da poco. Cioè, io penso che sia un grande passo avanti per un'azienda, per una società, ma anche delle dimensioni della tua, perché voglio dire, finché sei in 3, voglio dire, è anche abbastanza facile, o forse più facile discutere, però voglio dire è più facile da governare, ma quando ce n'è tanti e si riesce comunque a creare e a sentire questo clima che anche dalle tue parole riesci a trasmettere, secondo me è molto importante. E poi in termini generali, riprendendo alcuni argomenti che sono emersi nella conversazione, parliamo di crescita sostenibile. Alcuni economisti parlano di decrescita serena, altri di crescita sostenibile. Noi abbiamo avuto ospite qui in studio intervistato da Marino Siagri nella puntata precedente. Si è dichiarato che l'unica crescita sostenibile nel rispetto dell'ambiente sarà quella digitale. Come vedi dal tuo punto di vista la transizione digitale di cui tutti parlano? Sicuramente in tanti server custodiscono infinite informazioni che ovviamente faremo difficoltà ad elaborarle, e quindi abbiamo la necessità sicuramente di utilizzare la digitalizzazione. L'importante, dico sempre io, nonostante noi appunto abbiamo infiniti strumenti per poter operare tutti digitali, se no altrimenti tutti i numeri delle nostre 4.000 macchinette faremo fatica a tenerli a mente e a gestirli. L'importante è sempre che gli strumenti, le innovazioni semplifichino e non complichino quello che noi facciamo attualmente, e che siano al servizio dell'uomo e non viceversa. Ecco, tra l'altro noi abbiamo parlato anche approfonditamente di Confindustria, e il Confindustria in merito alla sicurezza informatica aziendale come si sta muovendo? Confindustria fa infinità di convegnistica sul tema. Qui a Udine anche dal 2018 è stato istituito il Digital Innovation Hub, proprio per seguire le aziende con dei laboratori dove affiancare, dove fare una prima mappatura dello stato dell'azienda e seguirle e accompagnarle nel percorso di digitalizzazione delle stesse. Abbiamo parlato di digitale e Siagri nel suo libro e nella presentazione che ha fatto da noi ha dichiarato proprio che il digitale è l'eredità che noi lasceremo ai giovani. Quindi se noi abbiamo ricevuto in eredità, la mia generazione ha ricevuto, tu sei molto più giovane di me, se la mia generazione ha ricevuto in eredità la democrazia e la guida per condurre la democrazia è stata la Costituzione, il digitale è quello che noi lasceremo ai nostri giovani, e cercando di cavalcare quell'accelerazione che ti porta al digitale e quella sostenibilità che ti permette di dare delle risposte a chi vuole la decrescita serena, perché decrescita serena si dice che significhi rivalutare le belle cose dell'ambiente, quindi dare un giusto valore all'ambiente, riutilizzare le cose e riprendere, rilocalizzare la produzione. Rispetto a questo mondo, i giovani come vedi che si possano acquisire questa eredità da parte del digitale, come la possono mettere in pratica per migliorare l'ambiente, per riutilizzare, quindi andare oltre l'obsolescenza e andare oltre quell'inquinamento che ci porta al cambiamento climatico? Io ho avuto la fortuna di essere anche presidente di Anima Impresa, che è un'associazione no profit che promuove tutte le tematiche di sostenibilità e di responsabilità sociale. All'interno da un paio d'anni esiste il gruppo giovani, e io devo dire sinceramente che mi sono sentito veramente
molto bene nel momento in cui ho visto dei giovani molto preparati sotto l'aspetto del digitale, perché probabilmente sono degli innovativi digitali, dei nativi digitali, e secondariamente sono coloro che ancora di più credono e ci tengono veramente a un futuro sostenibile, con applicando tutto quello che è possibile in termini di green economia, e quindi io credo questo fa molto ben sperare. Dobbiamo essere, secondo me, noi come senior a fare in modo di andare nella loro direzione, affinché gli lasciamo un qualche cosa magari di più pulito rispetto a come l'abbiamo trovato. Magari anche dando degli indirizzi su come regolamentare il digitale, perché se facciamo l'equazione democrazia-costituzione digitale, manca la Costituzione del digitale. Forse su questo ci dobbiamo impegnare per lasciare a loro uno strumento più efficace. Ma sicuramente sì, ecco, sono d'accordo con te. Ecco, i giovani oggi vanno in fabbrica e non ci sono più le fabbriche di peso, ma ci sono le fabbriche cognitive, dove devi sviluppare una certa cultura anche informatica. Che consiglio daresti a un giovane che deve scegliere l'università in questo momento? Ma non è facile dare una risposta sicuramente su questi temi. Io credo che noto che i giovani attuano e innescono una curiosità in tempi forse più brevi, in tempi più di una generazione da scuola superiore, per fare un esempio, dove sono curiosi, vogliono scoprire. Quindi a mio avviso bisogna fare in modo di creare un'alternanza scuola-lavoro che sia più funzionale. Sicuramente gli aspetti degli ITS, questi nuovi istituti scolastici forse ancora poco conosciuti, dove i numeri nostri italiani si scostano in modo importante rispetto a quelli tedeschi, per fare un esempio, è un qualche cosa su cui dobbiamo lavorare. Quindi a mio avviso dobbiamo fare in modo che si crei un'alternanza scuola-lavoro, non dico che sia un modello svizzero, ma fare in modo che la teoria sia sempre vicina alla pratica. Elena è l'uomo di sport adesso. Mi permetto, prima di parlare dell'uomo di sport, perché ce n'è veramente da dire su Fabrizio, io mi permetto di ricollegarmi ai giovani ed approfitto della tua presenza qui, perché i giovani, soprattutto in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, è come se stessero un po' cercando una collocazione, cercassero anche, come dire, degli esempi, cercassero qualcuno, non dico da imitare, ma qualcuno da prendere così in esempio. Tu hai un'esperienza, hai un'azienda alle spalle, comunica a questi giovani, dai un consiglio affinché possano in qualche modo seguire una strada, perché sicuramente essere giovane al giorno d'oggi ci vuole anche tanto coraggio. Forse noi magari ai nostri tempi eravamo magari anche un po' più, come si ci buttavamo, no? I ragazzi adesso hanno bisogno di essere un po' anche spronati. Se tu dovessi dare così un consiglio, una parola. Innanzitutto direi che quando diciamo che magari io vedo mio figlio che fa la seconda superiore, no? E magari la scelta della scuola in quel momento lì, magari della terza media che stai scegliendo la tuo percorso superiore, magari ancora non si è sicuri fino in fondo che magari sia quello che ti porti poi alla professione che magari sceglierai. Quindi secondo me il lato degli aspetti di prescindere dal percorso che uno ha fatto, no, bisogna guardare poi effettivamente se esiste magari un'attività, un'impresa che effettivamente ti piaccia, ma non mandare un curriculum, magari abbozzare una sorta di progetto invece di mandare un curriculum sull'azienda, perché è veramente l'azienda che tu ritieni che possa fare al caso tuo. Diversamente, insomma, anche il mondo dell'imprenditoria è una strada percorribile. Oggi ci sono delle start-up innovative, ci sono diversi strumenti che possono magari anche fare in modo di portare avanti quella che invece è proprio una tua idea personale e che vuoi effettivamente sviluppare. Io sabato scorso ho partecipato a un dialogo con i giovani e ho portato come esempio i maestri coraggiosi d'impresa che io ho incontrato quando ero nell'epoca formativa. Questi ragazzi mi hanno chiesto: ma chi potrebbe essere un maestro d'impresa in questo momento? Io mi dispiace, ma ho fatto il tuo nome, ho fatto bene? Perché sei un esempio. Ti ringrazio Marino, lusingato anche della tua, mi fa piacere insomma che rispecchi questo, vuol dire che insomma qualcosa di buono è stato fatto, ecco, io rimarrei sull'esempio e entrerei nel mondo dello sport. Esatto.
E difatti Fabrizio è un uomo di sport. È un uomo di sport. Abbiamo raggiunto risultati eccezionali nel 2022 sui 21, sui campi da gioco. E credi che il sistema sportivo possa essere d'esempio anche nelle scelte che verranno fatte per una modernizzazione, un miglioramento attraverso le riforme? Insomma, dobbiamo pensare che allo sport ci si avvicina per tanti aspetti, no? E ha sicuramente degli ingredienti preziosi, no? Se pensiamo solamente al rispetto delle regole, che è già un qualche cosa di importante. Se tutti rispettassimo le regole anche in altri ambiti, forse tutto funzionerebbe un po' meglio, no? Quindi poi anche gli aspetti di gioco di squadra, gli aspetti di serietà, di puntualità, di impegno, di sacrificio, cioè abbiamo un'infinità di risposte dentro nello sport che possono essere anche delle risposte alla quotidianità di ognuno di noi. E proprio per questo, insomma, che noi già da parecchi anni sosteniamo anche la nostra squadra di volley, la sosteniamo circa da una ventina d'anni, da quando militava dietro la chiesa, e abbiamo fatto tutto il percorso fino ad arrivare in A2. È 3 anni che militiamo nel campionato di A2 femminile, e quest'anno anche fortunatamente 5 partite su 5, e quindi siamo contenti. È evidente anche che una massima categoria come può essere un campionato di A2 comporta anche degli aspetti che il primo anno, insomma, si ha i pantaloncini corti a tutti gli effetti, non solo in campo ma anche come società, e dopo si cerca, sulla scorta degli errori delle stagioni precedenti, di migliorarsi. E quest'anno dobbiamo dire che, insomma, quest'anno c'è anche un binomio importante con una località turistica, no? Esatto, sì, difatti anche lì ci sono degli aspetti dove, facendo le cose bene, io dico sempre anche, passatemi questa battuta, che oltre al prodotto, al servizio, bisogna essere anche un po' simpatici, no? E quindi siamo sicuramente stati simpatici alla comunità di Lignano, e nella persona anche del sindaco che ci ha ospitato, perché a Talmassons stiamo rifacendo il palazzetto proprio per adeguarlo al campionato di A2. Se poi andremo in A1 vedremo cosa fare, perché tutti noi ci auguriamo. Noi abbiamo un'altra trasmissione, Dialoghi a Canestro, non abbiamo la trasmissione Dialoghi in rete, però a tutti i presidenti o i coach che ospitiamo chiediamo che cosa può fare la nostra regione per raggiungere un risultato di vertice. Nella pallavolo è raggiungibile un risultato di vertice? Ma è evidente che io faccio un discorso di questo tipo: noi ci avviciniamo e sosteniamo ovviamente a livello di sponsorizzazione diverse associazioni sportive che vanno dal calcio al basket, al tennis, piuttosto che alla bocciofila, piuttosto che alle BMX, quindi alle mountain bike. Quindi, cioè, io dico che se noi nel nostro piccolo, a livello aziendale, con il nostro bilancio riusciamo a sostenere delle squadre di questo tipo, è un po' una restituzione al territorio di un qualche cosa che hai ricevuto nell'arco della tua vita aziendale. Se questa cosa viene diffusa a 360 gradi, un attimino, che più di qualche attore si impegni a fare questo, sicuramente possiamo raggiungere anche dei livelli di vertice, che ovviamente gli aspetti del lato economico è indispensabile, quindi ci vuole qualcuno che ovviamente abbia anche un certo peso e un certo contributo, ecco. Bene, noi ti ringraziamo Fabrizio, il tuo contributo è stato molto utile, ci auguriamo che possa essere utile anche per i giovani che sono all'ascolto. Sicuramente, anche perché proprio da questi imprenditori che possono imparare, avere tutte le nozioni, no? per potersi anche buttare, perché ci vuole molto coraggio anche, no? A fare l'imprenditore. Se uno ce l'ha magari lo tira fuori, guarda il buon esempio. Quindi il nostro in bocca al lupo a Confindustria, il nostro in bocca al lupo al capitano di industria del CDA, e il nostro in bocca al lupo anche all'uomo di sport. Crepi il lupo, e grazie a voi per l'intervista. Quindi un grazie a Fabrizio Cattelan, che è stato ospite qui con noi, grazie anche a Marino. Grazie Elena. E ci vediamo alla prossima puntata di Dialoghi di Economia, e vi auguriamo un buon proseguimento, e soprattutto seguiteci con la passione e con l'interesse di sempre. Grazie a tutti dalla nostra trasmissione, dalla web TV Esplora e Ama, e qui dal Recospace di Città Fiera. Buon proseguimento.
Ti aiuteremo a creare gli strumenti, le soluzioni, i processi per realizzare i tuoi sogni. Evolveremo in un mondo sostenibile, ecologico, migliore. Prendi parte all'evoluzione. Scegli IOP Group. Immagina, crea, evolvi.